Vivere con meno di 1.000 euro al mese, una realtà che gli anziani del Veneto conoscono fin troppo bene, costretti sempre più a fare i conti con l'arretramento dei servizi alla persona e della sanità. E le donne sono ancora più svantaggiate. Stando ai dati INPS, il pensionato medio riceve un assegno lordo di 916,45 euro. In provincia di Vicenza la media è più alta, ma comunque al di sotto dei 1.000 euro. L'assegno medio da queste parti è di 935,40 euro lordi. La posizione dei pensionati non è delle più felici. Beati i pensionati di Vicenza che hanno almeno queste bellezze con cui consolarsi. Mica una pensione regolare, tranquilla. Ho lavorato 13 anni e 3 figli e pensione niente perché non arrivo ai 15 minima. Anche da pensionate le donne restano l'altra metà del cielo, nel senso che l'assegno vale circa la metà. Se per un uomo l'importo medio lordo mensile è di 1.264 euro, per le donne l'assegno medio ammonta a 681 euro. Inoltre, 7 pensioni su 10 destinate alle donne sono inferiori ai 750 euro lordi mensili, mentre per gli uomini la percentuale è del 33%, 1 su 3. Non è possibile più andare avanti. Dura e dura, sì, una vergogna. Dipende dai contributi versati. I pensionati più ricchi abitano a Nogarole Vicentino, dove la pensione media è di 1.347 euro, mentre fanalino di coda è Foggia, con una media pari a 852 euro. In diminuzione anche il numero dei pensionati, un trend che riguarda tutto il Veneto e che è legato agli effetti della legge Fornero.